Intanto invitiamo per la premiazione del lancio del peso 3 giri. Guarda di Verona, ha fatto molto. 3 giri alla per questi atleti della categoria cadette, metri 1200, atleta da battere col numero 1 Monica Gaspari, Italia Belluno, 3,40 di personale, col numero 7 Leonora Berlanda, provincia di Trento. Effettivamente guardiamo le atlete, 200 metri, passaggio in circa 34. Sembra sia proprio le due atlete più volte nominate che si sono portate subito al comando. ...54 secondi il passaggio, mentre vi prego di osservare lo stile di Eleonora Berlanda, provincia di Trento, al comando. In seconda posizione Gaspari, Venezia. Seguivano in terza posizione Ferraro di Padova, poi abbiamo visto transitare Donadini di Treviso, in quinta Gasparotto Venezia, in sesta Roi di Bolzano e in settima col numero 5 è transitata Toniolo di Pordenone. Intanto non demorde assolutamente Gaspari, che è in seconda posizione alle spalle di Eleonora Berlanda. 1,50 il passaggio ai 600 metri. Avete visto il giorno come si è stata Maria? 700 metri, sempre immutata la posizione, Eleonora Berlanda, campionessa italiana di cross categoria cadette per la provincia di Trento, per l'ATAS Trento Pool. In seconda posizione vediamo Monica Gaspari e suona la campana. 2,30 in terza posizione Giovanna Ferraro di Padova, quindi con la numero 11 Crista Gasparotto davanti Jesalo. Ma è sicuramente interessante seguire questa lotta che si sta avendo nei 1200, mancano 250 metri. Berlanda Trento, Gaspari Belluno, 200 metri finali, 3,07 il passaggio. Dice la Gaspari. Intanto invitiamo le atlete del peso cadette in pedana, peso cadette, ma seguiamo questo finale, 150 metri, Berlanda Trento, Gaspari